Flavio De Antoni, sindaco di Comiglia, insomma vediamo qui anche in quest'anno radunate tantissime persone con grande partecipazione oggi per questa 19ª tappa del Giro. Sì, grande soddisfazione, anche Comiglians ha partecipato con lo schermo, abbiamo organizzato col gestore del distributore i festeggiamenti per il Giro e ci fa molto piacere come è andata la giornata. Peccato della pioggia, però insomma non ha fatto danni. Cosa diciamo allora all'esito anche di questa tappa? Bellissima, molto bella. Sempre comunque. Sì, sempre bella, anche se ha piovuto non importa, sempre stupenda. Lei è di qua? Sì, sono qui, abito nel paese qui vicino. Finita anche questa tappa, insomma è stato fatto il tifo anche per i nostri ciclisti friulani. Certo che sì. Anche lei qua in compagnia, insomma. Sì, io abito di là dell'acqua, diciamo. Cosa significa per lei anche questa tappa, avere il Giro d'Italia? Vedere comunque la nostra terra, anche se sotto la pioggia, comunque sono sempre posti magnifici. La festa comunque non è mancata. No, anzi, continua. La festa non è finita, malgrado insomma. Non è finita. Sempre e comunque. Inizia adesso, Lei da dove arriva? da Prato Carnico, Prato Carnico. Pesarina. Sapete dove è la Val Pesarina? Certo che sappiamo, voglio dire, anche per prepararsi con tutte queste decorazioni, insomma ci ha messo un bel po' di creatività. È una storia molto vecchia questa qua, che viene dal nord, quindi dallo sci di fondo. Ci ha fatto regalo Lillehammer nel 94 e da quella volta andiamo a festeggiare gli avvenimenti sportivi. Come commentiamo l'esito di questa 19ª tappa? Bellissima, dai. Sempre comunque. Noi siamo più sullo sci che sulla bicicletta. Ma comunque anche qui, anche per il ciclismo, per anche i ciclisti friulani, insomma il tifo non è mancato. Non è mancato mai.